Erano da poco trascorse le 11 di martedì 19 luglio quando gli agenti della polizia locale di Castelfranco sono stati avvisati della presenza di un'auto con all'interno due cani ansimanti per il forte caldo. L'equipaggio in servizio di pattugliamento nella zona industriale ha così individuato un SUV di colore nero parcheggiato sotto il sole in via della Cooperazione con all'interno due cagnolini di piccola taglia. Nell'impossibilità di rintracciare il proprietario della vettura in tempi ragionevolmente brevi, gli agenti hanno frantumato il vetro dell'auto e salvato i due cuccioli che cercavano di uscire disperatamente dall'abitacolo di un SUV nero parcheggiato da ore sotto il sole a una temperatura registrata di 37 gradi. Gli animali sono stati salvati in questo parcheggio alle mie spalle. Abbiamo parlato con il sindaco Stefano Marcon. Siamo intervenuti a seguito di una segnalazione dove si sentivano provenire dei latrati dall'interno di una macchina nera, e abbiamo scoperto che vi erano due cagnolini di piccola taglia che sono rimasti all'interno di quest'auto 2 ore e stavano soffrendo, ormai insomma erano arrivati in una situazione veramente pericolosa. Quindi un plauso alla polizia locale, un plauso a chi ci ha fatto la segnalazione. E fortunatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, ma contestualmente è arrivato anche il proprietario dell'automobile. Gli animali sono stati liberati, sono stati accuditi, visitati da un veterinario ed oggi insomma stanno bene. Fortunatamente i due animali sono ora in buona salute. Dalle informazioni assunte successivamente pare che i cani fossero in auto dalle 9 del mattino. Il proprietario, un uomo del Bellunese, ha tentato di giustificarsi dicendo di aver lasciato un po' il finestrino aperto. Questo costerà caro purtroppo al signore che ha commesso questa leggerezza, perché è stato denunciato, subirà una denuncia per abbandono e maltrattamento animali e le conseguenti insomma azioni disciplinari, chiamiamole così.